Dici che me ne devo andare più qua, ma non cambia.
Sa. Buonasera a tutti amici collegati da Twitch, già 103 spettatori live e manca poco, 4 minuti alla palla 2, davvero un bel clima qui in via Pessagno, gara 2 di finale playoff Sennuri che ha sulla racchetta il match point per chiudere la serie, ma dall'altra parte c'è un Olimpia Cagliari che sicuramente ha tantissime motivazioni per rimandare la festa sennorese. Il nostro Papura è a bordo campo cercando di piazzare più camere inedite possibile. Ripeto, un bel clima davvero, ringraziamo di cuore tutti gli amici dell'Olimpia Cagliari per l'ospitalità. 3 minuti e 20 e poi i giocatori entreranno in scena. Chiediamo a casa conferme sull'audio. In cuffia mi sento benissimo, però solo voi a casa potete darmi un feedback corretto, visto che mancano 2 minuti e 30 e possiamo in caso risolvere, ma penso che vada tutto bene. Datemi aggiornamenti. Perfetto, mi sentite forte e chiaro, grazie mille. E io sono griffato nuovamente con la maglietta del gemellaggio tra Dinamo Gorizia e Sennuri. Ultima partita bellissima sia dal punto di vista realizzativo, con Sennuri che ha messo sul piatto una prestazione magnifica, ma soprattutto per quello che abbiamo visto sugli spalti con 17 tifosi da Gorizia. Non smetteremo mai di ringraziare davvero. Il nostro mantra ormai è: siete unici, fantastici e indimenticabili. Sì, morì.
tutto pronto, palla 2 alzata in questo momento, vinta dall'Olimpia Cagliari, anzi dall'Innovius Senori. Sono sotto la nostra postazione, difficile vedere i tocchi dei giocatori, davvero tanta gente, tanta calca. Si può iniziare con Senori che gestisce il primo possesso. Ubalek si prende subito il tiro da 2 punti. Giri Ubalek che è in quintetto in compagnia di Stefano Puggioni, Enrico Merella, Matteo Cabras, Alessandro Pisano. Dall'altra parte abbiamo Roberto Di Lia, Luca Tocco, Mauro Serra, Di Ciaula e Simone Pili a chiudere il quintetto. Palla sotto, 2 sicuri terzi in arrivo. Ricordiamo il punteggio di gara 1, 96-65, prestazione incredibile dei Tauri nel secondo quarto. Spinti dal pubblico, 29-4, parziale di 17-0 per chiudere la frazione. Sbaglia però libero aggiuntivo Serra e quindi Giri Ubalek. Serra che è stato dato dal sottoscritto come giocatore che ha subito la schiacciata di Ubalek, in realtà si trattava di Ciaula in quel caso. Pisano dietro la testa, trova Ubalek, tripla, 5 punti consecutivi del numero 40 che è assolutamente in modalità playoff. Punteggio che verrà ripristinato con calma appena Papura tornerà in postazione. Realizza l'Elementare Olimpia Cagliari, 4-5, inizio scoppiettante. Porta palla Pisano, in punta Ubalek, ribalta subito per Stefano Puggioni, attacca Puggioni, fallo in attacco di Matteo Cabras. Ricordiamo quest'oggi assenze importanti, vedremo se saranno rischiati Tola e Cordedda. Cordedda ancora non al meglio dopo il virus influenzale, Tola invece problemini di natura muscolare legati all'ultima sfida. Avvia l'azione in questo caso Di Lia, chiama lo schema, Puggioni, diabolico, gli ruba il pallone, va sino in fondo. L'ex Sant'Orsola, 2 punti dopo la rubata, è 4-7, già un possesso pieno tra le squadre. Tocco, palla in mano, torna fuori dal suo numero 50 che va sotto da Mauro Serra, ma 3 secondi la segnalazione arbitrale. Decisivi anche i punti in uscita dalla panchina per Senuri nell'ultima sfida. Alessandro Verlik, autentico spezzagambe dell'Olimpia Cagliari con 5 punti consecutivi e una prestazione anche condita da 6 assist. Puggioni va nell'angolo, Merella rifiuta il tiro, palleggio vivo, palleggia resta il tiro del capitano, non trema la sua mano, praticamente perfetto in questa serie dal campo. 4 su 4, chiedo scusa, da 2, 4 su 4 in gara 1 e 1 su 1 in questo avvio di secondo atto. Ecco, è tornato in postazione il nostro Papura. Che emozione Papu, grande frastuono, grande calca. Com'è stato andare a bordo campo a piazzare le cam? Ansiogeno bro, un bel ansiogeno. Adesso ripristiniamo bene la grafica. Io non ho toccato niente, non volevo rovinare l'operato di Papura, che come al solito si è speso alla grande. Salutiamo anche il nostro Nicola Bianchi che si occupa delle immagini quest'oggi in precario equilibrio. E ovviamente un saluto a chi è rimasto a casa come il nostro Elia. Mandiamo un grosso abbraccio. Gran palla di Puggioni per Cabras, vuole finire con un movimento solo il numero 13, non va a buon fine. 4-9 già dall'altra parte. Delia in punta, trova Pili che in qualche modo attacca, fuori posizione, Cabras commette fallo. Luca Tocco, palla in mano, attacca verso sinistra, si protegge, vuole concludere con la mano interna. L'ultimo tocco di un giocatore in maglia verde.
Sì, amici a casa, il punteggio, credeteci, Papura ha fatto l'impossibile. Se trema la camera è perché davvero ci sono tanti tifosi, non è per niente facile. Di Ciaula scarica fuori per Tocco, canestro dall'arco per il numero 6 che riporta i suoi sul meno 2. Se ne sono andati 3 minuti, 7-9 il punteggio. Vado di radiocronaca finché la grafica del punteggio non sarà dalla nostra. Merella, palla sotto per Cabras, si vuol proteggere. Matteo Cabras, un autentico fattore quando ha spazio per rollare. Altri 2 per la Innoview, 7-11. Pili in versione playmaker guida il gioco per i suoi, poi chiude il palleggio pressato da Cabras, si fa vedere Serra. Ubalek lo aspetta sotto canestro. Serra è molto più bravo in questo caso, si protegge e realizza con la faccia giusta al numero 15. Mattatore dell'incontro, in negativo in quel caso perché è arrivata la sconfitta, ma 23 punti per lui in 37 minuti di impiego, pressoché fondamentale per coach Zucca. Si muove, Cabras viene stoppato da Pili che sta molto bene con lui, vuole scatenarsi in transizione. Di Ciaula, la specialità della casa, 3 punti, non è ancora entrato in questa serie il numero 10, la mancina del giocatore cagliaritano che si è rivelata un fattore in questo campionato. Merella fino in fondo sbaglia il tiro ma subisce il fallo. Di Ciaula colpito al volto, rimane per terra. Dalla parte dell'Olimpia non vediamo, anzi vediamo in piedi Jacopo Corsi. Speriamo che possa essere della partita il numero 20 che ha subito un infortunio molto doloroso alla caviglia. 6 minuti esatti alla fine di questo primo quarto, 9-11. Eccolo qui, ripristinato il punteggio. Papura che è sudato qui a fianco a me, ha fatto il possibile e io a fine anno aprirò un sondaggio, anzi più che un sondaggio, una petizione per un regalo al nostro Papura che non mi sente quest'oggi perché non ha le cuffie, nel mentre Merella mette d'accordo tutti, realizza il primo tiro libero. Fa percorso netto l'ex Dinamo Sassari, 9-13. Di Ciaula vuole penetrare contro un ottimo difensore come Pisano, va nell'angolo da Tocco, ultimi 10 dell'azione. Pili vuole attaccare il close out, arriva il secondo fallo di Matteo Cabras. Vediamo se coach Piras, subito cambio ed eccolo qua, Andrea Cordedda rischiato immediatamente. Ovviamente in questo caso non si tratta di rischio perché non ha nessun problema fisico legato a problemi articolari o muscolari, semplicemente un virus febbrile che l'ha tenuto fuori in gara 1. Ed eccolo qui, la nostra locomotiva che fa l'esordio in questa finale. Sarà un po' difficile per lui rompere il ghiaccio. Non trema la mano di Pili. 1 su 2 è 10-13. 5-35. E poi sarà mini pausa. Pisano riceve, pensa subito al tiro, se lo prende, primo ferro. Il rimbalzo è preda dell'ex Cus Sassari che alimenta subito per Simone Pili che è molto attivo in questa fase. Cordedda sta benissimo con lui. Deflection con recupero di Merella. Transizione, palla per Ubalek contro Luca Tocco. Pressoché perfetto il nativo di Praga. Settimo punto, 10-15. Da notare come stia salendo di colpi il nostro Giri Ubalek. Tocco aspetta il taglio del lato debole, il flash di Pili, si fa vedere, Serra lo ignora, si prende il tiro, lo sbaglia e quindi Ubalek nuovamente a condurre l'azione. Lui può fare anche questo. Pisano sotto per Cordedda, primo pallone offensivo del numero 3, si svita Andrea Cordedda, segna, subisce il fallo e Andrea Lunetta col tiro libero supplementare. E mai sottovalutare il cuore di un campione, nonostante sia stato a casa tutti questi giorni. L'ha pensata questa partita, l'ha rimuginata in testa. 2 sicuri terzi in arrivo, primo time out in questa sfida. 10-17, 4-46 da giocare nel primo quarto.
E come al solito i nostri tifosi che non mancano mai. Ovviamente l'inquadratura non è delle migliori, purtroppo Nicola non ha l'altezza ideale, ma so che apprezzate tutto. Tifosi che sicuramente sono stati istruiti nell'ultima partita, perché l'ho ripetuto in più riprese, abbiamo un cuore unico, siamo una grandissima tifoseria, ma forse ci manca quel pizzico di tifo organizzato che solo i goriziani possono insegnarci, e così hanno fatto e siamo orgogliosi di questo. Tornata in campo le squadre dal time out. Cordedda concretizza il gioco da 3 punti, massimo vantaggio nella sfida sul 10-18. Luca Tocco, palla in mano, sempre Pugioni su di lui, che sta facendo un ottimo lavoro in difesa. Palazzi, e questo il primo cambio per l'Olimpia Cagliari. Si va sotto da Serra, ultimi 10 dell'azione, collassa la difesa. Il tiro da 3 di Chessa, numero 14, dedica al parterre e risponde l'Olimpia. 13-18 con Stefano Chessa, è entrato in campo anche lui in coppia con Palazzi. Merella chiude il palleggio, va da Ubalek, non si prende il tiro, si vuole isolare contro Mauro Serra. Merella palleggia, mette i piedi in aria, si prende il primo tiro, arriva anche il primo errore da 2 punti nella serie, e quindi Pisano combatte, non si molla un centimetro. Questi sono i playoff, questa è la battaglia. Fallo di Giri Ubalek. Che spettacolo la pallacanestro, amici a casa, davvero uno spettacolo che pochissimi sport, anzi oserei dire nessuno sport regala. Ed eccolo qua, siamo felicissimi di vedere Jacopo Corsi che entra in campo, un giocatore che questo campionato merita e questo spettacolo merita di vedere. Uno dei migliori sesti uomini di questo campionato, alla pari con Alessandro Verlik. Ancora non è entrato in campo il nostro numero 14, che quest'oggi compie 30 anni. Tanti auguri all'ex Calasetta. Bonus esaurito per Sennori e giro in lunetta per Palazzi. Due falli solo commessi dall'Olimpia Cagliari, sbaglia però secondo Palazzi. Sono già 2 gli errori dalla linea della carità per la squadra di coach Roberto Zucca. Cordedda per Merella, attacca subito il recupero. Che giocata! Senza guardare, con la mancina. Oh, famo strano Enrico Merella. 2 sicuri terzi in arrivo, secondo gioco da 3 punti consecutivo per la Innoview. Mamma mia, che giocata del nostro capitano, che gioca con la fascia nera al braccio pressoché tutte le partite, in onore e in memoria di suo padre Paolo. È ancora fresco, freschissimo il ricordo, e questo canestro dimostra tanto del suo talento e la dice lunga della sensibilità che ha nei polpastrelli il numero 12, che adesso è in lunetta. Non trema la sua mano nuovamente. 14-16, 7 punti tra le squadre, 3 minuti e 50 da giocare. Avvia l'azione Tocco, consegnato con Chessa, è uno schema per liberare i Corsi, che va sino in fondo, viene però rispedito con perdite da parte di Andrea Cordedda. È entrato il nominato in precedenza Verlik, che va a realizzare poi a gioco fermo. Entra tutto a Sennori in questa prima fase. Sembra anche che i tavoli stiano giocando con un po' più di leggerezza, vista la prestazione che comunque ha fatto in modo di togliere quelle scorie relative alla sconfitta in casa della Coral, unica sconfitta di questo campionato. Cordedda riceve, fronteggia, classica finta del numero 3, che poi riconosce la buona difesa di Pili e torna da Verlik, sporcato il possesso da Pili. Lamenta un fallo coach Piras, siamo già dall'altra parte, si prende il tiro da 3 punti Tocco per aggredire la sfida
ma si stampa solo sul primo ferro e quindi Puggioni si viaggia veloci in questo primo quarto. 3:15 da giocare, Cordeda in punta, vuole l'alto basso, Ubalek suggerisce l'angolo di passaggio e fa bene perché poi subisce il fallo di Palazzi. E ora il bonus esaurito anche per l'Olimpia. Da qua alla fine del primo quarto saranno solo tiri liberi. Avvertimento per gli amici a casa, a fine primo quarto dovremo riavviare la diretta, quindi riconnettetevi subito, immediatamente, così non perdete niente, soltanto perché Papura deve riavviare in quanto non vede le statistiche, non vede la chat per un problema di OBS, niente di più, quindi appena termina il primo quarto riavviamo e riprendiamo subito, pronti a ricollegarvi. Delia, palla in mano, Corsi si prende la tripla! Jacopo Corsi, il figlio d'arte, realizza il 17-23, lo ricorda ancora una volta suo padre, allenatore storico qui a Cagliari. Claudio Corsi, Verlik si alza da 3, Alessandro Verlik continua sulla falsariga di gara 1, gran bel giocatore e ci sta dimostrando di essere davvero cinico in queste partite. Seconda stoppata di giornata per Andrea Cordedda, 2:20, 140 secondi alla fine del primo quarto. Verlik palla in mano, blocco con Cordedda, si vuole andare sotto da Ubalek, riceve in qualche modo, giocano molto bene, questa volta utilizza il braccio in maniera regolare Andrea Cordedda, fallo dell'ex Sant'Orsola e Santa Croce Olbia. Doppio cambio per Coach Piras, Spano e Pisano. 17-26, 2:11 da giocare, riposo per Puggioni e Ubalek. Fino a questo momento (9 su 12 dal campo per Sennori), 2 su 3 da 3 punti, 7 su 9 da 2, 6 su 6 tiri liberi, praticamente perfetta. È arrivato un fallo nel mentre Jacopo Corsi si accomoda in lunetta. Fase spezzettata di fine quarto, vista anche la situazione di bonus tra le due squadre. E arriva un saluto speciale in chat, noi salutiamo il nostro mitico, unico Alessio Fabris che ci scrive: siamo qui per te, devi vincere. E noi assolutamente siamo in campo anche per gli amici della Dinamo Gorizia. Merella, 18-26, Pisano, Merella vuole andare sotto la Cordedda, riceve, si muove bene l'orchestra sennorese, Spano attacca e recupero ma commette, se non vado errato, infrazione di passi. Non ho visto la segnalazione del signor Fancellu, o passi o ha calpestato la linea. Calpestato la linea Federico Spano, come mi suggeriscono qui in tribuna. Quindi 8 punti tra le squadre, 100 secondi alla fine del primo quarto di gioco. Delia si prende il tiro da 3, ancora fuori il ritmo, fuori giri direi, il numero 50 in questa serie, che ha regalato veramente grandi prestazioni quest'anno, sia con la maglia del Cus che con la maglia dell'Olimpia. Gli sporca il possesso Corsi, che ha davvero delle mani forti in difesa e combatte come un leone. Jacopo Corsi guadagna il possesso che lo premia e poi va subito a rialzare Spano.
Olimpia Cagliari che, come detto, ha più di una motivazione per non mollare le mani da questa serie, e il pubblico non ha deluso le aspettative neanche qui a Cagliari, magari meno rumoroso, meno organizzato dei nostri tifosi, ma davvero una bella cornice di pubblico. Chessa sotto per Palazzi contro Pisano, un mismatch non sfruttato dal numero 24 e quindi nuovamente Pisano, una serie di contatti, gli arbitri stanno facendo giocare e a mio modo di vedere fanno bene. 50 secondi e Merella ha il pallone in mano. Ovviamente è facile da capire la grafica, i secondi che vedete sopra il cronometro sono i secondi dei 24, i 5 che vedete a fianco i punti delle squadre sono i falli da bonus, non c'è bisogno di spiegarlo, ma ovviamente, nuovamente lo dico per precisare onde evitare ogni dubbio. 18 Esperia, 26 Sennori, direi gran bella grafica questa che ha preparato Papura. Merella e Lunetta dentro il primo. Due su due, non ha ancora sbagliato Sennori dalla linea della carità. 18-28, eccolo qui il primo vantaggio in doppia cifra della sfida. Pili, Delia, blocco aggiustato da parte di Serra che è al limite del fallo in quel caso, si prende il tiro Serra, lo sbaglia, deluso coach Zucca che chiama subito forze fresche dalla panchina, si alza Terrosu, Merella non ha assolutamente fretta e quindi aspetta che si sistemino i suoi compagni. Situazione di doppia uscita, prende il pallone Pisano, poi arriva subito un blocco per Tola, si apre il numero 7, si fa vedere Cordedda, vuole giocare col cronometro Pisano, ultimi 4 dell'azione, fuori per Cordedda, discrepanza tra i due cronometri, Cordedda tabellata del numero 3 e quindi c'è tempo, 2 secondi, 1 secondo, Delia si deve prendere la preghiera, tabellata anche del numero 50, finisce il primo quarto. 18 Olimpia Cagliari, 28 Innovius Sennori, e vi ricordo adesso Papura chiuderà la diretta solo per problemi tecnici, la riaprirà subito, pronti a ricollegarvi. Grazie a tutti. In realtà la diretta è rimasta, amici a casa, si è solo bloccata. Allora vedi una cosa che tu non lo vedi adesso. Ve la faccio spiegare da Papura perché si sta spazientando per la mia ignoranza. Vieni, spiegalo. No, vedi, guarda, vediamo se trovo l'emoticon, ve la faccio addirittura vedere, c'è l'emoticon. Ti appare il personaggino con le mani in testa. Esatto, quando salta la linea. Salta. L'ultima diretta è saltata la linea proprio quando Puggioni ha segnato la seconda tripla consecutiva e io ho citato Flavio Tranquillo, tanto per cambiare, con altro giro, altro tiro, altro regalo. Sarà anche oggi te lo Morì. Vediamo un po' di statistiche in grafica per questo primo quarto, perché so che voi siete tutti amanti delle statistiche, noi ne abbiamo delle più svariate. Eccole qui. Le vedete in grafica, miglior realizzatore fino a questo momento per la Innovius Sennori, Ubalek con 9, seguito da Merella con 7, poi avremo modo di approfondire tutto con Papura che alle prime pause utili ovviamente vi darà statistiche, magari anche inquadrature inedite. Iniziato il secondo quarto, Pisano nell'angolo, attacca il close out, prende subito il tiro Puggioni, secondo ferro, si combatte, deviazione di Pisano, chiedo scusa, che però favorisce Mauro Serra, chiuso nella trappola dell'ex CMB. Eccolo qui il neopapà ormai da più di un mese, fallo e 2 liberi conquistati dall'ex Calasetta, più di 2000 punti in maglia giallo-blu per il 14, che può salire così col suo bottino personale.
E io ringrazio un caro amico, nonché giocatore dei Masters, Marco Camboni, per essersi abbonato nuovamente per un altro mese. Per noi è importante, ovviamente, sono importanti i vostri abbonamenti, è importante il vostro seguito. Torniamo al match. Terrosu, Pili torna anzi vuole andare sotto, fallo, il primo Sennuri in questo secondo quarto. Voi ci vedete a tratti, perché quando il nostro Nicola Bianchi gira l'inquadratura si intravede il computer. Ecco qua, come in questo momento mi vedete, con Nicola che ovviamente zooma. Dieci punti tra le squadre, se ne sono andati 40 secondi all'inizio di questo secondo quarto. Pili fa 1 su 2, ma si deve ripetere. Invasione di Jiri Ubalek. Questa volta l'Olimpia fa percorso netto con il numero 80 che milita anche in Serie B interregionale. Ricordiamo domani partitissima qui in via Pessagno, Esperia Cagliari Metelica, che vale per la squadra di coach Manca l'accesso alla finalissima per salire in B1. Davvero qualcosa di prestigioso che sta vivendo questa società, non viveva da tanti anni. Tocco, alza la parabola, transizione efficace dopo l'errore di Cordedda, e Olimpia che inizia bene con un parziale di 4-0 dopo la realizzazione di Alessandro Verlic dalla lunetta, che poi si fa vedere. Ubalek non lo serve, si prende la tripla, questa volta forzata, sbaglia e ne può approfittare l'Olimpia Cagliari. Avvia il gioco nuovamente Delia, che chiama lo schema pugno. Suggerimento per Pili, si vuole mettere in proprio, mancina fatata del numero 80. Coach Piras chiamato al time out, sentitelo il pubblico di via Pessagno. 24-29, 8-23 alla fine del secondo quarto. Gran bella sfida. E adesso vi mandiamo un po' di statistiche. Come vedete in grafica, 24-29 i punti totali. 6 punti nel pitturato contro i 10 di Sennuri. Non abbiamo a disposizione i punti del quintetto base dell'Olimpia. Possiamo dirvi che i Tauri ne hanno realizzato 22 dal quintetto, 7 dalla panchina, 9 rimbalzi, 5 assist, 6 palle perse. Questo è un dato sicuramente su cui coach Piras deve lavorare. 3 palle rubate, 2 stoppate date, 56% dal campo, 40% da 3, 63 da 2, 90 i tiri liberi per essere precisissimo. Ripartiti, vediamo come esce la squadra in maglia verde dal time out. Chiama lo schema 3 il numero 5. Si fa vedere, riceve Verric, pick and roll con Cordedda, mismatch con Terrosu, si vuole andare proprio dal numero 3, questa è la soluzione. Capisce tutto Tocco, ci mette una mano che concede solo 14 secondi per l'attacco senorese. Il tavolo però blocca tutto. C'è da sistemare in questo caso il cronometro dei 24, se non sbaglio. Infatti riportato a 9, si va a 14 soltanto in caso di fischio di fallo. Deviazione non prevede questo tipo di situazione, quindi 9 secondi alla conclusione di questa azione importante per riscattare questo avvio un po' freddo per i Tauri. Ci prova Ubalek con la classica uscita, il tiro viene sputato dal ferro. Pili, si muove bene la palla nell'attacco dell'Olimpia, piedi a posto Terrosu, secondo ferro, si combatte, l'ultimo tocco è di Mauro Serra che cadendo trascina il pallone fuori, e rimessa che torna così
alla squadra dei Tauri. Siamo anche in debito, amici a casa, con gli arbitri odierni, che sono il signor Nicola Saddi della sezione di Quartu Sant'Elena, coadiuvato da Matteo Fancello della sezione di Sassari. Ricordiamo, miglior marcatore, come detto in apertura, Mauro Serra di gara 1 per Sennori, 5 giocatori in doppia cifra, 19 per Puggioni, 17 per Ubalek, 15 per Verlik, 18 anche per Matteo Cabras e 10 per Enrico Chicco Merella. Verlik riceve, si va da Ubalek, end off con Puggioni, situazione che ormai tante squadre usano per liberare il gioco degli esterni, in questo caso la palla è geniale per Ubalek, altro potenziale gioco da 3 punti, primo giocatore a scollinare quota 10, 11° per il nativo di Praga e 12° potenziale in arrivo. Perfetto, solo rete per il numero 40 che porta i suoi nuovamente sul P8, rispedendo al mittente i tentativi di rimonta dell'Olimpia. Pili sotto le gambe, si va nuovamente da tocco ad affrontare Pisano, si gioca perimetralmente per l'Espedia, palla per Serra che vuole svittarsi contro Ubalek, gran bel giocatore lì sotto Mauro Serra, dimostra di avere chili, fisico e intelligenza nel pitturato. Blocco di Ubalek, si fa vedere Puggioni con il marchio di fabbrica, Stefanino Puggioni palleggia il resettino bersaglio, squadre che si stanno rispondendo colpo su colpo. Terrosu si apre e riceve Serra, rotazioni più corte in questa sfida per coach Zucca rispetto a quello che abbiamo visto di solito, ma comunque sono già entrati in campo ben 9 giocatori. Tutto fermo, fallo precedente, fallo di Alessandro Verlik, dovrebbe trattarsi del suo secondo fallo, pronto a tornare anche Di Ciaula, mosse speculari in questo caso, e il terzo fallo, chiediamo scusa non per Verlik ma per Cabras. Questa notizia non positiva, e Sennori che gioca con un solo lungo in questo caso, mossa tattica di coach Piras con Verlik sulle tracce di Mauro Serra. Tocco, l'Olimpia che deve cercare di sfruttare il pitturato in questa fase, arriva il fallo di Merella. Secondo fallo per il capitano, problemi di falli che pian piano saranno un problema per entrambe le compagini. 10 falli di squadra fino a questo momento per Sennori. Realizza Pili che sta ritrovando le contromisure nonostante un altro 1 su 2 in questo caso. Pisano riceve, si prende la tripla Alessandro Pisano, non va lontano dal bersaglio grosso. Ubalek la controlla e poi in collaborazione con Verrik la salva. Si devono ricreare le spaziature. Verrik si prende un tiro da casa sua, primo ferro, fallo di Mauro Serra che chiede spiegazioni. Mentre io e Papura ci vedono a casa, eccoli qua, ci vedete, stiamo ballando insieme ai tifosi, davvero un bello spettacolo. Vedete questa mano che tocca le cuffie, eccola qua, sono io, vi sto salutando amici a casa, saluti. E concedetemelo un saluto a mia madre che mi segue da casa direttamente da Twitch. Ciao mamma.
Situazione che nella pallacanestro porta sempre grandi dividendi, ovvero il fallo su un tiro da 3, perché oltre che caricare di falli un giocatore importante per l'Olimpia, Verlik concretizza 3 consecutivi dalla linea della carità per il nativo di Vigevano. Pili nell'angolo per Di Ciaula, gran partenza, scarico per Pili, non ha fiducia in quel tiro, quindi va fuori da Palazzi e fa bene. Tripla dell'ex Torres, 30-37, torna lì a contatto l'Olimpia Cagliari. Merella vuole andare sotto la Ubalek, gran bella partita davvero, squadre che si stanno affrontando a viso aperto. Verrik in questo caso viene rispedito da Pili, Di Ciaula sino in fondo, Ubalek lo cancella e quindi Merella, transizione, si fa vedere Puggioni, Merella, marce elevate, vuole andare fino in fondo, in questo caso si incaponisce l'ultimo tocco, per sua fortuna è proprio di un giocatore dell'Olimpia. Peccato la camera che ha messo Papura. Cos'è successo, Papura? Racconta agli amici in chat. Papura era in giù, fino giù in campo fino a un minuto prima. Come abbiamo riavviato adesso la live, una delle due non si ha cambiato l'IP e quindi... Peccato, avremmo volentieri voluto vedere quel replay della stoppata di Giri. Gran bel gesto tecnico, ma siamo sicuri che l'avete apprezzato voi amici a casa. Pili, sradicato il pallone dalle sue mani da parte di Puggioni, che è veramente un fattore a livello difensivo. Verrik, che palla per Merella, geniale Alessandro Verrik, e questo assist la dice lunga sulla sua visione. Ancora una volta la premiata ditta Merella Verrik, come vedete dal replay. Che giocatori, che squadra. Time out in campo, 30-39, 4:45 da giocare. Salta il pubblico ospite. Era dal lato sbagliato. E noi intercettiamo un piccolo tifoso. Ecco qua, intercettiamo un piccolo tifoso. Com'è la partita? Ti sta piacendo? Guarda in camera, guarda. Saluta. Sì, mi piace molto la partita. Stanno giocando bene, vero? Sì, tutte e due. Però c'è qualcosa che ti sta piacendo di più. Il Fennery come sta giocando? Non male questo commento. Saluta la telecamera. Bellissima cornice di pubblico davvero amici, bellissima. 30-39, 4:45 da giocare. E quindi 4 giri d'orologio abbondanti e poi sarà pausa lunga per prendere anche un po' di respiro in questa sfida davvero bella, bellissima, con due squadre che regalano un grande basket, a dimostrazione anche dei propri allenatori giovani ma molto esperti dal punto di vista tattico. Puggioni continua a essere diabolico in difesa per Merella, si devono ricreare le spaziature, infatti perde palla, Scanula recupera, si fa vedere Corsi con le braccia larghe perché vorrebbe il pallone, lo riceve Palazzi, nuovamente Corsi a invocare la sfera, sbaglia Palazzi. Si combatte, Senori che deve ritrovare situazioni in attacco, Verlik in questo caso un po' lezioso con Ubalek che lo redarguisce. Situazioni di campo che ci stanno, Pusano stoppa, poi passi, giusto, anzi mio modo di vedere non particolarmente giusto, perché ho pensato subito la toccata prima Pisano. Qua c'è un VAR in diretta, Papura che dice che non erano passi, un tifoso invece Erano passi, secondo me erano passi. secondo Papura no. Mi sono fatto ingannare anch'io.
Sì, può essere un buon fischio perché è davvero difficile. Ubalek sbaglia, controlla il suo stesso rimbalzo e corregge. 30-41, 14° punto di Giri Ubalek. Tocco, altra azione orchestrata dal numero 6. Palazzi torna da Tocco che poi sbaglia il passaggio. Scanu stava andando incontro, rettifica, 16° per Giri Ubalek, che ha quasi eguagliato la prestazione di gara 1 e se non ora sul più 11, che è anche il massimo vantaggio fino a questo momento. Ubalek non si ferma più neanche in tempo per guardare una statistica del numero 40 che realizza il 18° punto. Modalità playoff assolutamente on per lui. 30-43 fissato nuovamente, il massimo differenziale in questo match. Corsi vuole giocare il consegnato con Palazzi, si sbatte contro Pisano. Corsi che sarà sicuramente l'ultimo a mollare. Tocco alza la parabola, tocca lo scadere dei 24, gran gesto tecnico, l'errore arriva anche il rimbalzo senolese che non ha fretta di accelerare le operazioni. 135 secondi alla fine di questa bellissima sfida fino a questo momento. Merella vuole giocare spalle a canestro nonostante il difensore sia più alto di lui, si va da Cordedda, passo d'incrocio di Andrea Cordedda, nuovamente segna, nuovamente subisce il fallo. Altro gioco da 3 punti per la nostra locomotiva, che sembra davvero non aver passato nessun virus febbrile in questo periodo. Giocatore unico e che quando gioca d'esperienza. Come in situazione di liberi qualche minuto fa di Simone Pili si deve ripetere. Arbitri che stanno facendo giocare partita maschia, però sono molto fiscali giustamente sulle invasioni a tiro libero. E Sennori 14/15 dalla lunetta, soltanto un errore quello di Alessandro Verlich. Non vorrei essermi sbagliato, chiedo a Papura conferma. 3 tiri liberi tentati da Ale, ha fatto 3 su 3 Verlich, perché non mi ricordo quando è arrivato l'errore. Chiedo anche agli amici a casa, probabile che ha fatto 2 su 3 oppure ha sbagliato al primo giro in lunetta. Ad ogni modo Sennori 14/15 tiri liberi in questi primi 2 quarti, 14 punti su 46 della linea della carità. La dice lunga sulla fisicità e il gioco del pitturato dei ragazzi di coach Piras. Puggioni lasciali per Ubalek che affonda la schiacciata a una mano. Punto esclamativo di Ubalek, salgono i decibel del numero 40, tripla di Pili per rispondere. Che sequenza via Pessagno, che partita, non finirò mai di dirlo. Giocatori che si stanno superando. Chessa sulla linea di penetrazione, fallo in attacco. Le squadre sugli scudi. Ho appena chiesto a Papura se mandava la schiacciata, l'aveva già mandata, ma la voglio rivedere io, dai. Dai, la prima pausa la mandiamo, piccolo momento distensivo. Pili, Palazzi, Terrosu ribalta per Corsi. I giocatori dell'Olimpia Cagliari si passano molto bene il pallone. Prova l'alto basso Palazzi, scelta giusta, realizzazione un po' meno. Time out in campo, 1 minuto e 08, 68 secondi alla fine di questo primo tempo. 33-48 arriva il replay per chi se l'è perso come il sottoscritto.
Sembra aver perso 10 anni Ubalek in queste due sfide. Schiacciata dopo l'alley-oop a tabellone di Merella, e quest'oggi affonda la dunk a una mano. Per Olimpia Cagliari abbiamo fino a questo momento 11 punti per Simone Pili, che è il miglior marcatore, 4 per Palazzi, così come Corsi, 6 per Serra, 5 per Tocco e 3 per Stefano Chessa. Pesano, e non poco, fino a questo momento gli errori ai tiri liberi per l'Olimpia Cagliari, 6 su 11, 55%. Si stanno un po' invertendo le parti, segno di che ha sbagliato tanto dalla linea della carità quest'anno. Se bisogna trovare una pecca, nel mentre salutiamo un grande, grandissimo direi, di questo sport sardo, Giuseppe Pani, che ha fatto le fortune di molte squadre e mi saluta con il nostro nome in codice, ovviamente. Lo abbraccio tanto. Saluto anche a Mario Cizio, che ci segue da Arzachena, nostro fedelissimo, che non è presente ma ci segue ovviamente per ovvi impegni lavorativi. Pisano palla in mano, difesa 2-3, anzi 3-2 se non sbaglio dell'Olimpia Cagliari. Piras, palleggio, penetrazione, poi scarico nuovamente Simone Piras, palla per Cordeda, 3 secondi, colpevole il numero 3 ex Monterosello, dove è cresciuto sotto l'ala di Paolo Merella, e quindi 50 secondi ci separano dalla fine di questo primo tempo di gioco. Terroso a portar palla, altro fischio, fallo di Verlik. Dovrebbe trattarsi del fallo numero, vediamo la segnalazione, 2. Infatti ricordavo bene, non volevo espormi, ma è il secondo fallo, la seconda infrazione per il nativo di Vigevano, che ricordo ancora una volta quest'oggi compie 30 anni, e come piace a lui, piace dire a lui, 14 per 2 più 2, 30 in questo caso per Ale Verlik. Realizza l'Olimpia Cagliari, torna sul meno 13, 30 secondi. Ubalek palleggia, resta il tiro, Giri Ubalek, questa volta il tiro è sputato da Ferro e Tabellone. Ubalek con la faccia giusta in questa sfida, si va da Corsi, marcato da Pisano, ancora Corsi, Sina in fondo. Che giocatore il numero 20, si scuote di dosso il peso della difesa, prova l'anticipo, fallo di Corsi, che poi subisce un colpo. Tanti segreti del mestiere per il numero 20, rivelati da suo padre Claudio. Dimostra di essere un giocatore giovane, ma davvero con la voglia giusta in primis, e poi con la tecnica che lo contraddistingue. Può giocare spalle a canestro, può giocare 1 contro 1, ma soprattutto è abilissimo nell'attaccare i recuperi della difesa. Primo errore per Ubalek in questa serata, e sentite il pubblico quasi sorpreso da questo errore. Dentro il secondo, cenno di Ubalek alla tifoseria. È il suo campo! È il suo campo! È il suo campo! Allo scadere ci prova Terrosu, non va. Finisce il secondo quarto di gioco, si va a riposo sul punteggio di 37 Olimpia Cagliari, 49 Novius Seniori. Papura vi lascerà qualche statistica in grafica. Vi saluto amici, a fra poco ovviamente, non andatevene.
So già che profumo avrà questo pane. So già che ne metterà un po' troppo. So già che diventerà brava come lei. So già che torneranno per il bis. E so già che mi cercherai ancora, perché so di buono. Olio Secchi, l'olio che sa. Vabbè, fatto sta che a Bologna tutti i playoff li ho fatti da lui praticamente. E se ha vinto il campionato è perché cucinavo io, mica perché... Sono d'accordo, è anche un eccellente cuoco. È cuoco, specialità di Anto, si può dire? Ma mi piaceva molto il risotto con la salsiccia che faceva, zafferano. Con queste mani qua. Oi. No, e lì a Bologna veramente ho fatto tutti i playoff praticamente da Marco. Sì, poi è tornato anche con me in macchina, ha preso una macchina in nave, non ti dico la roba che ci avevamo perché era una roba... Lui ha viaggiato con un ventilatore in mezzo alle gambe, niente, abbiamo preso la macchina e siamo tornati in Sardegna e via. Dopo che siamo stati una settimana in più a Bologna a festeggiare. Che tornavamo tutti i giorni alle 6 del mattino ubriachi fradici, ovviamente. Questa si può dire, non vedono l'ora che la stagione finisca. Poi a giugno, gara 3 di playoff, era a metà giugno, c'erano 50 gradi a Bologna. Siamo rimasti una settimana in più lì. A far che cosa non si sa. Però... A vagare. Sì, dovevamo festeggiare, quindi siamo stati lì. Però ci siamo divertiti. Questo è tutto il bello dopo il lavoro, diciamo, poi c'è tutta la situazione difensiva ed è assolutamente bello. Poi si chiude la scena, diciamo, sugli allenamenti l'estate. E lì, aspetta Fabio, chiudo al volo. Sì. E lì tornando al discorso di guardare gli allenamenti, anche lì andavo praticamente a vedere tutti gli allenamenti della Virtus in preparazione ai playoff, che allenava Alessandro Ramaglio, un altro super allenatore che penso abbia dato una grande mano a Marco nel percorso di crescita, perché non è scontato, ma a 22 anni essere il playmaker titolare di una società storica come la Virtus Bologna, che dopo la retrocessione punta subito a vincere il campionato, non è facile, e penso sia stato per lui una grande opportunità, giocare tanto, ma giocare tanto per vincere, che poi alla fine sono le situazioni che ti formano di più, perché Marco ha giocato in squadre, non so, mi viene in mente Bari, che forse non sono ritirati a metà anno, in squadre che lottavano per i playoff, e la Virtus era una squadra che lottava per vincere, quindi ogni anno uno step in più, e gli allenamenti
dicevo, ricollegandomi a prima, gli allenamenti con Diale e Ramagli, super, penso che lui sia stato super per la sua crescita. Ecco. Lo dicevo, comunque Marco, ultima partita dei tuoi, continuate il vostro percorso in Europa, come sta andando? Come ti stai trovando, ti voglio chiedere. Ciao. Innanzitutto. Sì, Ciao. Ciao. Diciamo che era importante vincere, ribaltare la differenza canestri, questo ci ha permesso di qualificarci ai quarti di finale, pur avendo un'altra partita che se me la dovessimo vincere siamo primi, se non la vinciamo siamo secondi, quindi diciamo che siamo un po' più sicuri, un po' più tranquilli, no, di aver passato il turno, quindi ce la giochiamo con più tranquillità. Sta andando molto bene, però abbiamo sfiorato la qualificazione alla Coppa del Re. Noi ci siamo riusciti, il livello è veramente molto alto. Niente, adesso ci prepariamo per la seconda fase della stagione, che sicuramente sarà molto più impegnativa. So già che profumo avrà questo pane. So già che ne metterà un po' troppo. So già che diventerà brava come lei. Non ho idea se la diretta è saltata o meno. Me lo segna qua. Perché se si sconnette salta il tutto. No, sì, si è sconnessa. Se c'è questo, quando leggi questo, allora si è sconnessa. Che metà a posto dove sta a posto. Pausa lunga, si fa per dire delle volte pausa lunga, neanche il tempo di prendere aria, che si ricomincia. Un tempo erano 15 minuti di pausa, da qualche anno sono 10, giusto per sistemare qualche accorgimento tattico. E si può ripartire. Tocco in compagnia di Chessa, Palazzi, Pili e Delia. Per l'Olimpia Senori invece in campo con Pisano, Ubalek, Merella, Puggioni e Cabras. Chessa, finta, partenza, Vassino in fondo, alza la parabola, il tiro è sputato dal ferro, non fortunato il numero 15 Cagliaritano, e quindi Merella nuovamente palla in mano, va sotto da Cabras contro Palazzi, vuole attaccare Cabras, si svita Matteo Cabras, inizia come meglio non può. Questo
terzo quarto si scuote il numero 13 che ha 3 falli. Vi ricordo che avete a disposizione anche un pronostico, amici a casa, pronostico sull'esito finale della sfida. Diretta che si è sconnessa a fine secondo quarto, ripresa proprio all'inizio di questo terzo, quindi avremo 2 video a fine partita, anche più facile per chi vuole vedere i primi 2 quarti o i restanti 2 che vi racconteremo. Merella dal lato debole va rimbalzo, ne mette 2 col sottomano, 39-53, sono 14 ore i punti tra le squadre. Palazzi, blocco centrale, tocco, vuole attaccare nell'angolo, D'Elia chiamato alla tripla, Roberto D'Elia non entra proprio in questa serie il numero 50. Merella nuovamente per Pisano dall'altro lato, il tiro di Pisano, Cabras, nuovamente Pisano, extra pass, Ubalek in qualche modo, Merella, altro extra pass nell'angolo, Stefano Pugioni con la specialità della casa, tripla referto e ora sì che c'è un altro massimo vantaggio, più 17 Sennori. D'Elia vuole cercare avventura al centro dell'area, rallenta, torna fuori da Palazzi, ancora D'Elia, palleggio vivo contro 3 maglie verdi, il pallone nella zona di nessuno, lo raccoglie Gianni Mozzo, palla recuperata in Novius Sennori. Nell'angolo nuovamente Pugioni, questa volta il tiro è fuori misura, quindi siamo già dall'altra, tocco, se ne sono andati 2 minuti e spiccioli dall'inizio di questo primo quarto del secondo tempo. D'Elia da 3, D'Elia primo ferro, polveri bagnate per l'ex Cus Sassari, fallo un po' ingenuo in questo caso di Palazzi, il primo fallo di questo quarto. Primo quarto terminato 18-28 per Sennori, secondo più equilibrato, 2 punti tra le squadre, 19-21, 7-2 in questo avvio con Merella che ne ha 13 e Ubalek 19, sono i 2 giocatori oltre la doppia cifra. Arriva la palla persa a Sennori, da notare il dato dei tiri liberi, 15 su 17, 54% dal campo per Sennori, 3 su 10 da 3, 16 su 25 da 2 punti. Pili vuole attaccare, perde il controllo del pallone, Ubalek finta, va già dall'altra, schiaccia per Merella, poi arriva Matteo Cabras che paga la dogana per tutti, 6° punto per lui, 39-58, più 19 Sennori, time out coach Zucca. Arriva anche inquadratura magica un po' rallentata in quel caso, possiamo approfondire le statistiche e le mandiamo subito in grafica. Eccole qua le statistiche in grafica con il cosiddetto grafico a torta, ad anello in questo caso. Vabbè, in tema cestistico, no? E in tema Crazy Ring, amici a casa, se avete piacere fare un torneo nuovo, un torneo innovativo creato da Papura e il nostro Stefano Pugioni, vedete in grafica il regolamento dal 27 maggio, quindi è già in teoria iniziato, ma questo non preclude nessuna nuova iscrizione. Fino a fine giugno si possono iscrivere, esatto, iscrizioni aperte fino a fine giugno. Piccola parentesi, rientrate le squadre dal time out, come avete visto anche con i grafici ad anello o a torta, come volete chiamarli, le statistiche dei nostri Tauri.
Delia in uscita dal time out, palleggio di tiro con la tabella, sbagliato, tocca rimbalzo Pisano, controlla Cabras, Merella aspetta il rientro di Pisano e Pugioni che saggiamente decidono di giocare con il cronometro. Ultimi 10 dell'azione. Cabras porta al blocco Alex Santorsola, che palla per Matteo Cabras, 6 punti in questo terzo quarto, esultanza classica del numero 13 che dimostra di essere, oltre che un centro old style, anche un giocatore elettrico che vive di situazioni nel pitturato e di giocate di striscia. Prende il tiro Chessa per rispondere, tripla del numero 14, sguarda al pubblico. È bella anche questa sfida nervosa, ci piace questa pallacanestro. Cabras subito il fallo, anzi no, infrazione di passi, fischiata al Lex Torres, che lo ricordiamo ancora una volta è alla quarta finale consecutiva. 3 in maglia Torres. Tra l'altro piccola curiosità per gli amici a casa, la dico anche a Papura qui al mio fianco: 4 finali consecutive di Cabras, tutte le finali sono maglia rosso-blu, in questo caso anche quella dell'Olimpia Cagliari, contro verde, perché maglia Torres primo anno per Matteo Cabras 4 anni fa contro Ferrini, stessa finale l'anno dopo, quindi verde contro rosso-blu. L'anno scorso, ovviamente come tutti sapete, Senoli contro Torres, e quest'anno la prima è maglia verde per Matteo Cabras contro i bianco-rosso-blu dell'Olimpia. Si combatte sotto, arriva il quarto fallo. Vediamo se il fallo sarà segnato a Cabras o a Ubalek. Vuole attaccare Tocco, si aiuta col tabellone. Sensibilità nei polpastrelli per il numero 6. Chiedo a Papura di guardare gentilmente quanti falli a Cabras, non ho colto la segnalazione. Vediamo se si tratta di fallo di Ubalek o di Cabras. In caso è il quarto fallo di Matteo, ma rimane in campo, quindi penso sì, è fallo di Ubalek, che dovrebbe trattarsi del terzo fallo anche per giri. Quindi 3 falli Ubalek, 3 falli Cabras. Ma in panchina c'è Andrea Cordedda e 3 anche per Stefano Pugioni. Vi do anche l'aggiornamento per i falli legati all'Olimpia. Prima però seguiamo questa azione. 5 minuti e 10 secondi, altra infrazione di passi, 2 consecutive, giusta la chiamata in questo caso. Il perno si è mosso. Olimpia che ritrova le energie mentali per organizzare questa azione d'attacco. Situazione falli, 13 falli fischiati all'Olimpia Cagliari, 15 falli fischiati alla Innovius Senori. Nell'angolo si prende il tiro, Tocco corto, gli mancano le gambe al numero 6, ma alimenta l'azione Palazzi. Siamo entrati nella seconda metà di questa frazione. È tornato in campo Cordedda, attacca Di Ciaula, scarico per Pili, riattacca il recupero, ottimo close out di Verlik. Palazzi con Chessa che stava tagliando, vanno a 0-24, vittoria difensiva della Innovius Senori, 44-60, recita il tabellone. Soltanto un giocatore a 3 falli per l'Olimpia è Giovanni Palazzi, ma ce n'è uno a 4, forse è il giocatore più importante, Mauro Serra, che è in panchina, giocatore che, ricordo ancora una volta, ha realizzato 23 punti in gara 1. Verrick vuole attaccare, si mette in proprio, classico tiro su una gamba sola, primo ferro, nuovo possesso alimentato da un rimbalzo in attacco, rimbalzi offensivi che sono una chiave in queste partite. Pisano si prende il tiro, lo sbaglia, si combatte, questa volta sul tap out si avventa Di Ciaula, tripla tentata da Tocco, l'errore, più di un'occasione per rientrare per l'Olimpia in questa fase. L'ultimo tocco di Pisano, si rimane da questa
Subito in uscita dalla rimessa prova il tiro di Ciaula e Delia, che hanno le polveri bagnate. In questo caso palla persa banale tra Pisano e Verlich, cenno d'intesa comunque fra i due giocatori che hanno tantissima esperienza. Chessa nel mentre è salita a quota 8 punti dietro al solo Pili, solo inteso come unico giocatore sopra la doppia cifra per la squadra di coach Zucca. Rispedito con perdite Chessa, Ubalek dall'altra, un giocatore in più per i Tauri. Cordeda si prende la prima tripla di giornata, eccezione fatta per quella presa allo scadere, tirata sul tabellone. Altro possesso per Senori, rimbalzi vaganti importantissimi. Cordeda contro Chessa, fallo in attacco del numero 3. Bravissimo Chessa a mettersi davanti e indurlo così ad allargare il gomito. Tre minuti e 12, Terrosu palla in mano, possesso importante per l'Olimpia. Corsi ne ha assolutamente bisogno la sua squadra, fallo subito. (44-60). Ultimi 3 minuti iniziati con l'errore dell'Olimpia Cagliari. Cordeda che ha un mismatch favorevole con Di Ciaula. Per rispondere in chat al nostro Alessandro Fada, sì, sempre la meglio delle tre. Se Senori, in caso di vittoria, Senori si aggiudica il titolo, ma è ancora presto ovviamente per fare questi calcoli. Pisano sputata dal ferro la sua conclusione. Delia, galleggia Delia, batte un colpo il numero 50. Dimostra di essere abilissimo nell'1 contro 1, la sua squadra aveva assolutamente bisogno. Qua Pisano deraglia e coach Piras che chiama subito time out, giustamente Merella con la sola presenza lo limita e Pisano ha perso un giro e ne mette 2. 46-62. A Senori comunque sta andando molto bene, gli stanno girando bene alcune situazioni, ma la fortuna che aiuta gli audaci. Terrosu, ma Ubalek dice no e lo rispedisce nuovamente con perdite. Seconda stoppata spettacolare del numero 40 quest'oggi. Verlich alza la parabola, forse un contatto, va per le terre. L'ultimo tocco di un giocatore in maglia bianca, a mio modo di vedere sembrava di Cordeda. Corsi che si lamenta, scelta arbitrale che premia comunque i senoresi. Penso che i nostri amici di Gorizia siano orgogliosi. Io spero che sentano qualche coro, perché li avete istruiti bene i nostri tifosi, ragazzi. Cari ragazzi goriziani e isontini, perché stanno dando il meglio di loro stessi, ma ancora non sono al massimo, perché come direbbe il nostro buon Ale Fabris, bisogna tenere il ritmo tutta la partita, sempre, sempre, non bisogna fermarsi mai. Tripla Stefano Puggioni, quel sorriso, quel maledetto sorriso quando gioca così spensierato è pressoché infermabile, guardatela anche con la slow motion. Pili per rispondere, tripla, ha sempre risposto colpo su colpo il numero 80.
16° punto per lui. E tripla del nuovo meno 16, quindi 3 punti da una parte e 3 punti dall'altra. Puggioni si vuole isolare, ultimi 10, vuole attaccare, Puggioni se ne va, sguscia via, poi va da Cordedda, straripante il numero 3, fallo subito. Delia vuole iscriversi anche con il tiro pesante. Chiedo scusa, ovviamente Delia in difesa in questo caso. Errore da 3 di Sennori. Rimbalzo che premia nuovamente i Tauri. Tanti rimbalzi offensivi. Guardiamo la statistica legata ai rimbalzi offensivi. Con questo sono ben 6, ma non sono calcolati nelle statistiche i tap out, che sono fondamentali. Merella chiude il palleggio, va da Spano che vuole attaccare, si sbatte contro Corsi, fallo, 2 liberi. Contestabile questa scelta, contestata anche da coach Zucca. E 2 liberi per Federico Spano, quarto fallo di Jacopo Corsi. Tegola questa. Spano va dentro col secondo tiro libero e porta i suoi sul 49-67, ultimi 30 secondi di questa frazione. Di Ciaula, Terrosu, Pili, si prende la tripla Simone Pili, è la quarta della sua serata. 19° punto per Simone Pili, un autentico fattore. Quando si tratta di tenere a galla la sua squadra è assolutamente lui, il go-to guy dell'Olimpia Cagliari quest'oggi. Puggioni, ultimi 10 secondi. Si prende la responsabilità, il più giovane in campo. Ancora Puggioni, scorribanda, Puggioni sino in fondo, non trova l'angolo giusto, avrebbe voluto un fischio. Corsi, Di Ciaula, fuori tempo massimo, finisce anche il terzo quarto di gioco. Olimpia Cagliari 52, Innoviu Sennori 67. Altra mini pausa e poi gran finale. Ricordiamo che la partita odierna è offerta da 2 nostri sponsor: Mara Home Experience, Sun Service, energie rinnovabili. Grazie per supportarci sempre, tutti i nostri partner. Siete voi il motore che ci guida verso queste magnifiche partite. Statistiche dettagliate per i giocatori ospiti. Prima però vediamo quelle di squadra. Fino a questo momento abbiamo la bellezza di 52 punti dal quintetto base, 15 punti dalla panchina, che comunque dimostra essere una risorsa per coach Piras. 26 rimbalzi, 12 assist, 15 palle perse. Questo magari è un dato su cui coach Piras può lavorare. 8 le palle rubate, 5 le stoppate, 48% dal campo, 23 da 3, 61 da 2, 89% ai liberi. È forse la prima volta dove i Tauri hanno trovato quella continuità a cronometro fermo. Per quanto riguarda le prestazioni individuali, sono 3 giocatori in doppia cifra. Puggioni con la tripla nel terzo quarto, insolita quota 10, 19 per Ubalek,
13 per Merella, 4 su 10 dal campo Puggioni, 4 su 6 Merella, 7 su 11 Ubalek, che solo dopo Merella è il giocatore con la percentuale più alta quest'oggi. Per quanto riguarda le triple, Puggioni ne ha realizzato già 2. Difesa zona dell'Olimpia Cagliari, 3-2 con 3 piccoli a contrastare le linee di passaggio. Ovviamente darà il tutto per tutto in questa fase la squadra di Zucca, come giusto che sia. Ubalek dalla sua zona, ma quando lo sbaglia quel tiro Giri Ubalek. 21esimo punto, il primo giocatore a scollinare. Quota 20 nel match, 52-69. Ora sono 17 punti tra le due compagini. Serra è tornato in campo anche con 4 falli. Serra con 4, Corsi con 4. Tocco chiude il palleggio, va nell'angolo. Di Ciaula fa saltare Pisano, si prende la tripla di Ciaula, sbaglia il cagliaritano con la maglia numero 10. Ubalek chiede di asciugare, non viene accontentato dall'arbitro e quindi Puggioni chiama lo schema maglia. Si fa vedere Ubalek, riceve in un movimento solo Gini Ubalek, tutta la tecnica del numero 40, che aveva anche le energie mentali per chiedere all'arbitro di pulire il parquet, ma poi flash dal lato debole, ricezione, tiro, canestro, e fate pure 23 per il computo dei punti del nostro 42enne. Vediamo a quanto sono ammontati i punti nel pitturato per la squadra ospite, che ne ha realizzato ben 30 su 71, considerando è il suo campo, considerando anche tanti tiri liberi, che sono 17 tiri liberi per Sennoli, quindi 30 più 17 fa 47 punti, arrivano dal pitturato e a cronometro fermo. Combatte Corsi alla meglio, Puggioni che però è l'ultimo a toccare, visto che è franato per terra. È ancora lunghissima, è una maratona questa partita. Notevole la produzione di Matteo Cabras, che, limitato dai falli, ha realizzato 8 punti in 9 minuti, 6 consecutivi praticamente nel corso del terzo quarto. Importante anche la prova sia difensiva che offensiva del giocatore che quest'oggi compie 30 anni, Alessandro Verlik. 7 punti in 18 minuti. Pisano ne ha solo 2 in 27, ma non fatevi ingannare. Lavoro sporco che fa il numero 21, davvero qualcosa di unico. Riceve Serra, sempre contro Ubalek, si rinnova la sfida, questa volta riceve tocco, rifiuta il tiro, poi si lascia solo Serra, torna Ubalek come un ragazzino sulle sue tracce. Delia realizza da 3 e forse la prima tripla di Delia in questa serie, andremo poi a verificare, sicuramente è la prima quest'oggi. Pisano, Verlik vicino a lui, Puggioni riceve Spano, ancora Spano, giro sul perno, stoppato da Di Ciaula. Ottimo lavoro difensivo del numero 10, transizione fermata da Alessandro Verri che cerca il pallone, blocca tutto, terzo fallo per il nativo di Vigevano. Qua bellissimo dettaglio che mi fa notare quel piccolo tifoso che avete visto nel corso dei primi 2 quarti. Mi ha detto testuali parole: Ubalek ha spinto il suo compagno per prendere posizione sotto canestro, la dice lunga sul numero 40, che ora subisce un colpo che gli spezza il fiato, e poi palla persa da parte di Corsi. Si spiegano Serra e Ubalek e la palla canestro è anche questa, colpi sotto canestro, come piace a chi ci ascolta da casa, che magari ha smesso di giocare o che ha giocato negli anni 80-90, ma anche prima. Pallacanestro fisica, e Sennoli ce la sta regalando, e l'Olimpia Cagliari ovviamente non è assolutamente da meno.
più 16 palla in mano, 71 per chi attacca, 55 per chi difende, 7:30 da giocare, deviazione che rischia di essere un autocanestro. E dall'altra tocco si vuole cavalcare Serra, questa volta marcato da Spano con Ubalek pronto ad aiutarlo. Ubalek ci mette la mano, gli sporca il tiro e poi però la palla calpesta la linea. Quanto è diabolico Giri Ubalek in queste situazioni, non se ne perde una quest'oggi, non se ne perde una, davvero. Non abbiamo le statistiche dettagliate come in NBA, ma magari se avremo tempo un domani guarderemo quante deviazioni, quante cosiddette deflection in questa partita. Tocco, alza la parabola, il tiro sbagliato, Pisano a rimbalzo. Cronometro che scorre. Verlik fuori per Pisano, nuovamente per il nativo di Vigevano che aspetta il movimento dei suoi. Verlik si isola e Verlik realizza. Che canestro, che talento, tutta la classe dell'ex Calasetta al servizio dei suoi compagni. 9 punto per lui. Mauro Serra vuole attaccare Ubalek. Mauro Serra con la mancina ne mette altri 2. Che sfida fra il 40 e il 15, che si danno anche cenni di intesa. Cabras vuole fare la voce grossa. Matteo Cabras, central style da una parte, central style dall'altra. Un fattore Matteo Cabras. 10 punti in 9 minuti di impiego. Se non è un fattore lui. Arriva una palla persa per l'Olimpia con Simone Pili che è chiamato alla calma dal suo numero 15. E ora ne mancano 6 di minuti. Minuto appena trascorso che ha visto 2 punti per parte e quindi il parziale che non è assolutamente cambiato. Differenziale che è rimasto di 17 lunghezze, anzi chiedo scusa, di 18 lunghezze. 5-7-7-5. Pili. Delia sempre attaccato a lui. Puggioni che quest'oggi sta disputando una bellissima partita in difesa. Non se lo scrolla di dosso Delia, se non con un fallo in attacco. Diabolico Stefano Puggioni. Striscione del traguardo che ancora lontanissimo, amici a casa. La pallacanestro è uno sport imprevedibile. Nel mentre Jacopo Corsi si è ripreso dal problema alla caviglia, ma il nostro Papura quest'oggi si è infortunato. Anzi, quando ti sei infortunato? Nell'ultima di promozione? Oggi? Con Fabro. Incredibile. Malazzetto. E questo è anche il cosiddetto motto: soffrire per imbellire. Papura l'ha fatto per noi. Puggioni. E sentitelo il coro, non bisogna aggiungere niente perché il nostro capitano ha messo la tripla. Personalmente me la son persa in quanto stavo guardando un paio di statistiche per darvi la chiave di questo match fino ad ora. Merella ci ha preso gusto, ne prende un'altra, la sbaglia. Rimbalzo vagante, preda di Chessa. Pili, tiro da 2 punti sbagliato. E quindi nuovamente dall'altra. Tassametro che corre. Fallo subito, arriva il replay della tripla di Chicco perché me la son persa. Papura che mi sta mandando a quel paese, ma anzi possiamo dirlo, in realtà stavo guardando le statistiche ma mi sono distratto perché il nostro giovane tifoso, che è molto attento qui a fianco a me, mi ha detto guarda che è il telefono scarico, e meno male che me l'ha detto perché avremmo perso la linea. Grande gesto da parte del piccolo tifoso che si chiama Gabriele, che ci ha salvato la diretta in questo momento, e quindi poco male
la tripla di Merella che ve la siete goduta in diretta. Ancora una volta Ubalek che fa la voce grossa in difesa. Sennoli sul più 21 in controllo, striscione del traguardo sempre più vicino, palla sotto per Matteo Cabras, questa volta sbaglia forse uno dei tiri più facili Merella, acrobazia Merella, poi ragiona, bravissimo, saggio il capitano, nuovo Cabras, Matteo Cabras, massimo vantaggio nella sfida, più 23. Arriva un fallo nel mentre, io approfitto per salutare un collega ma anche un amico, Stefano De Martis e suo padre che ci seguono da casa. Torna Palazzi, Olimpia Cagliari che prova a mischiare le carte. Squadra di Roberto Zucca che non mollerà fino all'ultimo secondo di questa sfida. Chessa schiaccia per Serra, grande palla, non arriva il fischio, si lamenta Serra e a mio modo di vedere fa bene perché è arrivato un tocco nel suo avambraccio, Sennoli che però è nuovamente in attacco senza fretta. Merella, non so più cosa dirvi. si muove Cabras, palla schiacciata geniale di Capitan Merella e Cabras deve solo appoggiare, ma che giocatore è Matteo Cabras, quando blocca e taglia canestro è infermabile. E ovviamente dall'altra parte ci deve essere un assist man del calibro del numero 12. Pili attacca, scarico di Ciaula, Chessa si prende la tripla, Chessa fuori misura. Ringrazio il nostro Alessandro Fadda, colpa pura che non ha riconosciuto il nickname, ma sì, l'ha riconosciuto, si è abbonato nuovamente, per noi importantissimo davvero. Faccio un po' di campanilismo adesso, ma tutte le inquadrature nuove, i replay, le cam sono anche grazie ai vostri abbonamenti, perché ci fate crescere, quindi davvero grazie. 2:35 da giocare, segno di palla in mano, 82-57, in controllo nella sfida, non Pugioni in questo caso che perde la palla, vuole rubare anche questa, Chessa però è bravo a proteggere il pallone. Palazzi gli sporca il possesso Pugioni che è dappertutto quest'oggi, dappertutto. Possiamo anche aprire il sondaggio per l'MVP, direi che lo possiamo fare. Potete votare l'MVP. Ovviamente non possiamo che non mettere Giri Ubalek, autore di 23 punti fino a questo momento. Non ce ne vogliano gli amici a casa. Per quanto riguarda il sondaggio aperto in anticipo, ma dobbiamo darvi il modo di votare. Ubalek riceve, tripla sul primo ferro, Simone Pilas a rimbalzo, nuovamente Ubalek. Taglio, Cabras fermato, fallo. Io direi di mettere Ubalek, Merella, Cabras, Pugioni per la partita che ha fatto in difesa e una menzione a Stefano Pili, grande partita dell'Olimpia Cagliari. I candidati sono, li ripeto, li vedrete in grafica a breve. Chiedo scusa, ovviamente Simone Pili e Stefano Pugioni a chiudere le votazioni dopo i citati precedentemente Ubalek, Merella e Cabras. Quindi sondaggio aperto, amici, sbizzarritevi, avete 1 minuto e 50 abbondante perché nella pallacanestro ovviamente dura di più. Vedremo se ci saranno dei fischi arbitrali. Si inizia a festeggiare con Gianni Mosto che abbraccia Alessandro Niedu e Omar Caretta, 2 punti da parte di Terrosu e 90 secondi separano la Innovius Sennori dal secondo titolo consecutivo in Serie C e quindi dall'approdo nuovamente agli spareggi per la B interregionale. Verlik vuole chiudere al meglio questa squadra, Verlik palla in mano, gli ruba il pallone Terrosu che non vuole mollare, palla per
Serra, 2 punti, 4 consecutivi. Esce Puggioni, passerella per Cabras, inteso come Martino. Eccolo qua il sondaggio in grafica in alto a destra per voi, e io direi di mettervi già le statistiche proprio sotto il sondaggio, in modo che potete votare anche guardando le statistiche. Direi che meglio di così forse solo a Sky Sport. Papura che, ragazzi, non lo ripeterò mai, non lo finirò mai di dire, non mi stancherò mai di dirlo, Papura è un fenomeno in queste cose. E un grazie anche a Nicola Bianchi per le immagini, ovviamente. Senza di loro non avremmo mai potuto dare questo prodotto. Altro errore di Sennori, che ovviamente ha già la testa verso la festa finale. Palazzi, fallo subito da Verric, che non gli vuole lasciare 2 punti facili. In panchina anche Giri Ubale, che cantano i tifosi sennoresi. E qua il piccolo tifoso mi suggerisce: stanno già esultando quelli del Sennori. Sì, è proprio così. Ma lo sai che tu ci hai salvato poco fa, perché avevo il telefono scarico, meno male me l'hai detto. Ti senti un po' meritevole? Cosa ti posso offrire? Una Coca-Cola, va bene? Ok, Oppure nient'altro. un pacco di patatine? L'ho già mangiato. Una pizzetta, dai. Va bene. Ringraziamo Gabriele, piccolo tifoso molto simpatico, che ci ha permesso anche dei momenti di distensione. (62-82). Verric non vuole attaccare, si aspetta solo che il cronometro vada a 0. Si inizia a applaudire. Mancano 5 secondi, il punteggio finale rimarrà questo e si consuma il destino della Innovius Sennori. Batte l'Olimpia Cagliari in gara 2 per 62-82 ed è campione regionale di Serie C nuovamente. È il suo campo! È il suo campo! Adesso È il suo campo! sicuramente alla festa di oggi, ma soprattutto allo spareggio che si terrà in quel di Mola di Bari il 7 di giugno contro la vincente della Campania. Chiudiamo anche il sondaggio per l'MVP. Vince Matteo Cabras, un fattore con i suoi punti in pochi minuti. Classica scena come lo scorso anno. Carlo Nonna in braccio a Giri Ubale. Si salutano le squadre, ma concedetemi, davvero, concedetemi le 2 paroline all'Olimpia Cagliari, grande squadra che ha dimostrato di essere davvero un'ottima squadra. E soprattutto bellissimo gesto, mi vedete qua in camera amici a casa, bellissimo gesto dei tifosi dell'Olimpia e della squadra dell'Olimpia, che è andata ad applaudire i nostri tifosi. Ma che dire, io adesso vi lascio perché scendo giù a salutare e a fare qualche intervista. Scusatemi ragazzi, scusate. È il capo della sicurezza. Sì, morì. È il suo campo! È il suo campo! È il suo campo!
Cazzo che giro che ho dovuto fare, affanculo. Io ci terrei, amici a casa, se Papura mi serve. Nicola, di Nicola di girarsi. Ho dovuto fare una corsa, Ruby, per venire qua. Ad ogni modo, io vi ringrazio davvero, ti ringrazio, bellissimo spettacolo. Scusa il fiatone, ti lascio la parola. No, che dire, se ci hanno battuto 6 volte su 6 o 5 volte su 5 perché sono in questo momento più forti di noi. Quindi faccio i complimenti a Sennori, noi ci abbiamo provato, sarà tutta esperienza per i prossimi anni. Grande applauso al tuo lavoro, Roby, perché questi ragazzi dimostrano di essere, come detto, tutti studenti universitari. Però ragazzi che in campo hanno una maturità davvero unica, li hai improntati. Olimpia, bel gesto davvero, Roby. Questi ragazzi ne vedranno delle belle. Se è questo il buongiorno, la pallacanestro sarà veramente un grandissimo giorno per loro. Sì, sicuramente raccoglieranno i frutti di questo lavoro in futuro. Sono orgoglioso dei miei ragazzi e di più non potevo chiedere. Grazie Roby, di cuore davvero, grazie di tutto. Ci vediamo presto. Luca, 2 paroline al volo. Volto rappresentativo di questa squadra, noi ci conosciamo anche. Comunque una coppa in bacheca, secondo posto, e stare dietro a una corazzata perché lo è Sennori non è da tutti. No, certo, è una bella esperienza, spero che non sia l'ultima, ma all'inizio di finali e chi lo sa, magari anche un raggiungimento di un obiettivo più alto, ovvero la promozione. Non è impossibile, speriamo che il gruppo rimanga questo, ci siamo divertiti. Ci vedremo nei campi quest'estate. Assolutamente sì. Grazie Luca. Ed eccola qui la festa, con Nicola che si sposta subito, immagini bellissime, Giri. Siamo Funta a.k.a. Voce di Nuraghe, questo è Big Yolzi, vi saluto tutti, spero che vi siete divertiti come noi, ci vediamo a Sennari. Mamma mia, brividi ragazzi, brividi, io mi allontano dalla foto. Gabri, coach Piras, che emozione Gabri. Bello. 2 su 2, back to back. Vincere, sì, bello. Una frase sentita più volte da te. Quanto cazzo è bello vincere. Esatto, questa è l'originale. Partita che è tutt'altro che scontata. Davvero, mani forti in difesa, tante deviazioni. Attaccato con intelligenza. L'Olimpia davvero ha giocato bene, però voi avete dimostrato un livello superiore. Assolutamente, dopo la sconfitta con Alghero tutti abbiamo capito che per vincere dobbiamo essere compatti e uniti soprattutto in fase difensiva e cercare di non dare fiducia agli avversari che prendono fiducia facendo le cose facili. Oggi l'obiettivo è stato questo, infatti fin da subito... Vai Gabri, ci interrompono, vai. Ale, intanto lo diciamo, se ci stanno riprendendo non potevi che festeggiare al meglio questi 30 anni, Sono vecchio però vincitore. Un vecchio vincitore, io ho detto come piace a lui e questo è un 14x2+2, ti piace? Esatto, mi piace. Ti lascio la festa Ale, grazie davvero. Grazie Fabri, grazie. Capitano, agli amici a casa ovviamente, emozione unica, io lo so, ci sono tante emozioni dentro di te, questa fascetta la rappresenta l'emozione, rappresenta tante cose, però davvero
Che squadra, ragazzi fantastici. Allora, prima di tutto voglio dire che le ultime 2 partite ho visto dei compagni pronti a sacrificarsi l'uno per l'altro, ce lo siamo detti anche prima di gara 1 e gara 2 e così è stato e la verità non posso che essere orgoglioso dei miei compagni. Personalmente non è ancora finita, forse non ho ancora realizzato tantissime cose, penso che le realizzerò, però adesso un po' di adrenalina ci sta, un po' di entusiasmo, anche perché la prossima settimana abbiamo un appuntamento importante e dobbiamo comunque rimanere concentrati, anche perché l'anno scorso ce la siamo fatta scampare e quest'anno non dobbiamo. Esatto, io non aggiungo altro. La chiudiamo insieme, salutando Luca, Martino, che domani Luca si sposa. Quindi Mamma mia, non vedo l'ora. Pronto Lu? Non si dorme stanotte. Stanotte non si Stanotte dorme. after. Grazie a tutti amici a casa. Adesso vi lascio, spengo il microfono e vado a festeggiare con i ragazzi. Sempre, forza Sennuri! Il bello della diretta è proprio questo. Dai un attimo, vogliamo la coppa in mano a Francesco e Giovanni, giusto perché, diciamo, per rappresentare la dirigenza, perché sono in tanti, siete in tanti, non bastano tutte volte queste mani. Che orgoglio c'è, 2 anni di fila, come direbbero in America, back to back. Francesco non riesce a parlare, devi farlo tu, Gio. Ci proverò. Beh, è stato un lavoro comunque impegnativo dall'inizio dell'anno. Tanti eventi sono seguiti nel corso di tutto questo intero anno, però alla fine siamo riusciti a portare a casa questo splendido risultato. Ne siamo felici e adesso ci tocca andare a Bari. Ci tocca andare a Bari, non a Bali, occhio con la R. Io ci tengo a chiudere la diretta prima con il capitano, ma era solo una finta, perché davvero, io l'ho detto più volte a Fra, ci avete regalato un sogno. A me, a loro, a tutti, a un paese intero. 2 anni su 2, non è facile ripetersi e non è facile soprattutto avere questa cornice, Fra. Io non parlo mai, lo sai. Però un ringraziamento particolare va fatto a questi ragazzi, ci hanno fatto tutta la stagione, hanno fatto chilometri, ci hanno sostenuto alla morte e stanno continuando a cantare. Il problema è chi li ferma stanotte. Stanotte non li ferma nessuno, davvero. Grazie a voi, grazie a loro. La chiudiamo qua amici, campioni regionali in Serie C, ci vediamo allo spareggio a Mola di Bari il 7 giugno. Anzi no, aspetta, non è mai finita. E beh, è vero, non è mai finita. L'MVP, c'è il taglio della retina anche, di a Nicola di rimanere in diretta. Prima però, girati un attimo Matte, MVP votato anche quest'oggi, più punti che minuti. Che impatto davvero, cosa ci vuoi dire? Sono contento di aver fatto questi playoff, finalmente di aver vinto dopo la quarta e sono molto contento, adesso testa alla prossima. Che dire, grande Matteo, anche davanti allo schermo, esemplare. Grande Matte, grande davvero. Ed eccolo il taglio della retina, eccolo qui. La chiudiamo con Raffaele perché è giusto così, siamo sempre in diretta Raffaele. L'emozione l'abbiamo già condivisa con Francesco e Giovanni. Carlo vieni. Vieni Sandrino, vieni. Salutiamo tutti davanti, vieni. Vieni Giuseppe. Salutiamo la dirigenza, saluto agli amici a casa, un saluto a Elia che non è potuto essere qua, ad Alberto. Big Elia, Alberto. Elia, esatto. Lanciale patatine. Lanciale patatine. Mamma mia, che dire. Alberto. Esatto, ho detto anche Alberto. Alberto. Sì, Scusa, no, ci mancherebbe. Fatto bene a dirlo. Perché con loro, Alessio, Elia e Alberto è la dirigenza al completo. Quei bravi ragazzi avevo scritto l'anno scorso, esattamente. Tutti i tifosi. Tutti ragazzi, magnifici. E continuano a cantare, come ha detto Fra. Chi li ferma più? Ecco la coppa.
se ne va. E invece no, la coppa c'è, salutiamo così, possiamo farlo. Vi lascio una parolina a testa, dai. Grazie a tutti, a chi ci segue sempre anche in trasferta, e oggi ne abbiamo dovuto fermare tanti perché purtroppo per problemi di spazio altrimenti avremmo riempito le tribune, però grazie a tutti, grazie a tutti. Non è finita però, per ora grazie a tutti. L'ha già detto, Fra già ha parlato, non possiamo pretendere troppo. Ancora grazie, volevamo ringraziare tutto il nostro staff, pubblico. Dai che dobbiamo ancora fare 230 km, quindi è meglio un saluto a tutti. Tutti quelli che mi conoscono e quelli che mi hanno riconosciuto. Tutti quelli che mi odiano. Alessio, va bene, no, Lui abdica. un saluto da Alessio. Grazie. E come è giusto che sia, per quest'anno, per la Serie C, vi saluto io, la vostra voce. Sempre, forza Sennori. Ci vediamo a Bari. Ti voglio bene. Sempre, ti voglio bene. Ciao Nanni.